Ciao a tutti, sono qui per dire che sono pronto per vedere la grande sfida di oggi alle 18 di Juve Napoli. Sono pronto, ma prima di tutto vorrei dire, io vorrei vedere negli 11 titolari i giocatori nuovi che ha preso il Napoli. Io voglio vedere subito Gilmour, McTominay, Scott McTominay e Neres. Perché se mettiamo questi tre giocatori non è che vinciamo solo 1-0, vinciamo di più, vinciamo o 4 o 5, non so, non voglio io dare vado ai numeri, ma dobbiamo vincere sempre e sempre con la convinzione, cuore e testa. Dobbiamo vincere per noi tifosi napoletani, per tutto e per lui. Dobbiamo vincere. Andiamo, forza, siamo una grande squadra, pensiamo di vincere e andiamo. Napoli, sono sempre con voi, non ti lasceremo mai. Andiamo, Napoli, forza, forza. Abbiamo il dovere di prenderci tutto quello che è nostro. Forza, andiamo. Ripigliamoci tutto quello che è nostro. Già capito? Forza Napoli, mi raccomando. Andiamo, pensiamo, andiamo, convinzione al 100%. Dobbiamo essere più lucidi in campo e dobbiamo uscire dal campo con il sangue che cola, con il fuoco. Noi siamo leoni e leoni sputa fuoco. Noi siamo quelli lì. Andiamo, vinciamo, convinciamo e forza, dai. E poi voglio dire solo una cosa, quindi io non sono juventino, e non tifo bianconero, Forza Napoli, andiamo e dobbiamo vincere contro la Juve, perché la Juve non è nessuno. Avete capito? La Juve bianco e nero, ma mi spiegate perché bianco e nero? Perché bianco e nero? Perché? Oppure quando dobbiamo vedere i film, dobbiamo vedere i bianco e nero, no, che brutto, non si può neanche vedere. Dai, andiamo, vinciamo, convinciamo, testa alle 18 contro la Juve e dobbiamo vincere per Diego Armando Maradona, per lui. Andiamo, forza Napoli e forza Argentina. Andiamo, vinciamo.